Questa è il mio prima diapositiva, se posso avere una carta. Questa è la famosa chimera greca, in parte leone, in parte capra, in parte serpente, e il motivo per cui consideriamo questo animale un mostro è perché per ragioni ataviche noi siamo abituati a identificare ben precisamente le diverse specie come un qualcosa di ben definito, e tutte le volte che andiamo a mescolarle questo crea in noi un certo disagio. È da lì che nasce il nostro disconforto e allo stesso tempo attrazione verso questo tipo di animali. Oggi non volevo mostrarvi nulla di assolutamente mostruoso, ma di qualcosa di in realtà molto utile, che è l'utilizzo degli animali transgenici in biomedicina e le sue applicazioni sia in fase di ricerca che in fasi più applicative degli studi. Quindi definiamo innanzitutto cos'è un animale transgenico. Un animale transgenico è un animale il cui corredo genetico è stato modificato per aggiungere del DNA estraneo, una fase chiamata transgenesi, oppure per sostituire, modificare, spesso inattivare, un gene normalmente presente. Questa simpatica maialina che vedete serenamente allattare i propri cuccioli si chiama Genie. Genie è un bioreattore vivente. Questa animale, questa maialina, produce nel suo latte una proteina che è essenziale alla vita di molti pazienti, si chiama la proteina C. Questo è il perché c'è questa necessità di utilizzare questo animale come bioreattore naturale, perché tipicamente molti farmaci sono prodotti in bioreattori sintetici o chimici, quali questi indicati qui sulla destra. Sono estremamente costosi e soltanto raramente la sintesi di farmaci essenziali, per esempio quale il fattore nono per la coagulazione, proteine molto delicate per la vita di persone, ad esempio, che hanno emofilia, può essere oggi realizzata da purificazione da sangue umano, raramente per via, si dice, ricombinante, ma molto più efficientemente con l'utilizzo di animali transgenici. Alle volte l'utilizzo di un animale transgenico è assolutamente richiesto per produrre questo tipo di farmaco, per esempio per la produzione di anticorpi contro recettori di cellule metastatiche, di cellule tumorali, perché il motivo è che le proteine, non so se avete fatto a scuola queste molecole biologiche, non sono semplicemente sintetizzate, ma c'è tutto un lavorio che le nostre cellule devono compiere, tagliuzzando, modificando, decorando, che non è immediatamente riproducibile in un laboratorio, in un bioreattore. Questo però può essere sintetizzato a livello delle cellule specializzate della ghiandola mammaria, quella che produce il latte, di questi animali. Quindi vediamo un pochino come è stata generata Genie. Genie è una chimera non nel senso greco, ma nel senso molecolare del termine. Perché vediamo qui in alto, è stata generata come segue. Esiste una sequenza, quindi che codifica per la proteina C umana, che è stata posta sotto il controllo di una regione regolatoria. Regolatoria nel senso che dice dove e quando quel gene deve essere attivo per fare quella certa proteina. Questa regione regolatoria è stata studiata nel topo. La fusione di questi due elementi ha generato l'informazione per fare la proteina C a livello del latte. Questo frammento di DNA, se si può partire il filmato ora, grazie, può essere simboleggiato da questo, viene iniettato all'interno di uno dei nuclei prima della fecondazione, tipicamente il nucleo maschile. All'interno del nucleo andiamo a vedere cosa succede. In rari casi, questa è una tecnica piuttosto inefficiente, si integra e entra a far parte quindi del corredo del genetico del nuovo individuo che vediamo qui con il segmento rosso. Questo topo fondatore, chiamiamolo così, passa l'informazione attraverso
i suoi gameti, spermatozoo o d'uovo alla progenie, e il topo transgenico in cui ha in tutte le sue cellule il nostro transgene viene quindi identificato. Ecco come abbiamo generato geni. Ora, la tecnica della transgenesi è una tecnica piuttosto inefficiente, perché coinvolge la manipolazione di un uovo fecondato, l'inserimento all'interno di questi nuclei del DNA lì. È una tecnica piuttosto inefficiente, mentre tutti i laboratori del mondo sono abbastanza bravi nell'introdurre il DNA all'interno di cellule che crescono su un piattino di plastica. E quindi un modo efficiente per la transgenici è quello di passare a una tecnologia della clonazione. Qui avete la famosa pecora Dolly e suo figlio Polly, che è stato generato, come sapete, attraverso questa procedura, attraverso una fase in cui l'uovo è stato denucleato e dalla cellula, diciamo così, di una pecora adulta è stata prelevata una cellula, per esempio di sangue o di pelle, e il nucleo di questa cellula è stato inserito all'interno dell'oocita. Attraverso opportuni stimoli, questo nuovo individuo, che è un gemello de facto del donatore, può essere indotto a formare un embrione, che negli mammiferi ha questo tipo di forma, una palla con un massarella di cellule qui lo so. No, eccolo qui, questa massarella di cellule da cui deriva l'intero corpo. Ok? Un'altra grave penuria riguarda gli organi oppure cellule da trapiantare, il fenomeno chiamato di xenotrapianti, in cui si genera realmente una chimera tra uomo ed animale. Questo riguarda chiaramente organi quali fegato, reni, cuore, eccetera. Storicamente il primo xenotrapiante è stato condotto nel 1600 da un medico russo, il quale aveva, per suturare il cranio bucato di un nobiluomo, trapiantò un pezzo di cranio di cane. La Chiesa però minacciò di scomunicare entrambe, e quindi il nobiluomo, pur di non essere scomunicato, se lo tolse. Il problema, come ben sapete, dei trapianti è il fenomeno del rigetto. Questo tipicamente nei trapianti tra uomo e uomo è combattuto con farmaci immunosoppressori, ma esiste nel caso degli animali una reazione di tipo iperacuto, gli specialisti definirebbero così, in cui l'organo, mettiamo qui un cuore di maiale, una volta viene in contatto con gli anticorpi dell'uomo, viene attaccato e distrutto, va incontro a un'emorragia ed una morte. Il modo per bypassare questo problema è quello o di modificare il bersaglio di questi anticorpi, tramite per esempio transgenesi, che induce così una modificazione tale che imbroglia l'anticorpo, oppure, ancora più drasticamente, eliminare tout court questa molecola riconosciuta al sistema immunitario. Questo introduce un'altra modificazione importante degli animali, che è la sostituzione mirata di un gene. Questa tecnologia è stata messa a posto appunto da un italiano, Mario Capecchi, che ha svolto tutta la sua carriera negli Stati Uniti, ed è oggi forse una delle più rivoluzionarie tecnologie che si hanno a disposizione, perché permette tutta una serie di cose. Per esempio permette di sostituire un gene con un altro. Cioè qui, lasciatemi spiegare, che mentre prima andavamo a introdurre in maniera casuale il transgene, nel caso di Genie, che produceva la proteina C, no? A caso nel genoma, qui andiamo letteralmente a sostituire quel gene preciso come lo vogliamo noi. Nell'intero genoma selezioniamo un bersaglio e lo sostituiamo. E cosa facciamo con questa sostituzione? Beh, sostituiamo un gene con un altro, per esempio un gene di maiale con un gene umano, in modo da non
da eliminare il problema della reazione acuta. Oppure si può sostituire una versione malata di un gene con un gene sano, con la sua versione sana, in caso di alcune malattie genetiche, per esempio. Oppure sostituirlo con una forma inattiva. E questo è fondamentale in ricerca, perché come sapete, per capire dei meccanismi dobbiamo intervenire sulle molecole, toglierle e vedere cosa succede, per scoprirne cosa servono. Una volta che abbiamo fatto questo, la tecnica messa a punto da Mario Capecchi permette oltretutto di andare a studiare non solo la funzione naturale di quel gene, ma la funzione di quel gene come si trova nelle malattie umane, che spesso non è mancante, è presente ma mutato, cambiato, diventato aberrante. Quindi si può fare tutta una serie di analisi assolutamente importanti, assolutamente straordinarie per quanto riguarda la ricerca di oggi. Quello che succede quindi è un inserimento, vedete qui, di questo gene in verde che noi abbiamo manipolato in laboratorio, inserito all'interno del genoma. Questo tipo di tecnologia di sostituzione mirata viene tipicamente, ma non automaticamente, spesso utilizzata in connessione a cellule staminali embrionali. Queste cellule si trovano, scusate, in questa porzione dell'embrione, sono questa masserella di cellule che possono essere messe in vitro e manipolate, come vi ho detto prima, andando a sostituire, smontare, togliere, ok? E sono i precursori di tutte le nostre cellule che si trovano nel nostro corpo. Quindi come si può generare un mutante alla carte, come lo vogliamo noi? Si introduce attraverso una scossa elettrica in queste cellule staminali embrionali il nostro gene, transgene se volete, si utilizza delle tecnologie abbastanza ingegnose che ci permettono di selezionare, cioè di far vivere solo la cellula che ha subito questa sostituzione mirata e introdurre queste all'interno di un embrione, creando quindi una chimera composta da cellule in parte rosse e in parte bianche, in parte rosse uguali a quelle che avevamo selezionato come volevamo nel piattino di plastica, in parte bianche come nell'embrione in cui abbiamo introdotto queste cellule. Queste vengono iniettate, poi fatte crescere come nuovi individui che abbiamo generato qui sulla destra, in una madre pseudogravida, una madre surrogata, generando quindi delle chimere che attraverso incroci successivi generano animali che hanno completamente rossi, identici come caratteristiche genetiche a quelle che noi volevamo originalmente, che avevamo selezionato nel nostro piatto di plastica. È ovvio che lo studio di cellule staminali e dei transgeni ci porta in una questione ancora più grande, se volete, che è quella di come poi possiamo utilizzare le cellule staminali embrionali con cui possiamo fare queste cose non solo per produrre animali modello, ma anche per differenziare cellule ed organi in vitro. Tutti infatti sappiamo che è oggi possibile curare delle malattie, come nel caso di questo bambino affetto da una immunodeficienza grave, con un autotrapianto post correzione genica del difetto. Non tutte però le malattie sono a livello del sangue, a livello per esempio dell'immunodeficienza, delle cellule del sistema immunitario. Per altre malattie non possiamo utilizzare il sistema immunitario, dobbiamo utilizzare altri tipi di cellule staminali. Alcune cellule staminali sono presenti nel corpo dell'adulto, altre cellule no, perché per esempio nel caso del pancreas, e il diabete oggi è una emergenza medica mondiale, non ci sono le cellule staminali adulte e quindi da qui la necessità, se vorressimo curare stabilmente dei diabetici, di passare attraverso una differenziazione da cellule staminali embrionali, che è questo tipo di diapositiva. Il problema delle cellule staminali embrionali, con cui poter eventualmente generare delle chimere, non è il fatto che queste possano fare di tutto, incluso il pancreas,
ma il fatto di poter guidare la loro differenziamento in senso molto specifico. E quindi alle volte questo è facile, se volessimo fare dei cuori, delle cellule cardiache, alle volte questo è molto difficile, come vi ripeto nel caso del pancreas. E quindi alle volte è necessario utilizzare le cellule staminali embrionali per generare ancora altri tipi di chimere. Quindi abbiamo visto oggi tanti tipi di chimere da un punto di vista cellulare e molecolare, siamo passati attraverso tanti tipi di chimere con scopi diversi e generati in modo diverso. Per esempio, alcuni studiosi stanno pensando di utilizzare delle cellule staminali o di topo o di uomo da introdurre in animali, chiaramente sotto una guida di comitati etici, queste non sono cose che si può inventare da giorno alla notte, per capire come naturalmente queste cellule trovano un loro destino, nel caso dello pressante, proprio quello del pancreas. Ok? L'idea poi di chimere, transgeni, cellule staminali si integra alle volte in bene, altre volte in male, perché può generare confusione. Io spero che oggi possa aver contribuito a chiarirvi come questi aspetti sono ognuno diverso dall'altro, ma come dei vasi comunicanti possono anche parlarsi, nella idea di terapia cellulare. Come sapete, ci sono dei pazienti, questi possono avere delle malattie genetiche, oppure possono aver subito dei traumi che hanno perso, per esempio, la capacità di utilizzare gli arti, eccetera, il cui difetto può essere ottenuto o tramite l'utilizzo di cellule staminali autologhe, derivate attraverso un passaggio delle cellule somatiche, quelle del corpo, in una blastocisti in vitro e quindi la derivazione di cellule pluripotenti. Quindi vediamo qua. Questi possono essere poi corretti e reintrodotti, oppure in maniera forse più pratica, perché questa tecnologia, come sapete, è altamente dibattuta, perché è definita con un termine forse improprio di clonazione terapeutica, però questo è il problema, forse con delle cellule, con delle banche di cellule staminali umane, una batteria, immunocompatibili. Oppure, ancora se volete nel futuro, con un'unica universale cellula staminale embrionale, buona per tutti gli individui, in cui non abbiamo alcun antigene di istocompatibilità. Tramite cura e differenziamento è possibile poi introdurre delle modifiche. Fino adesso abbiamo sempre parlato, con Xeno trapianti, questo tipo di cose, di informazione di cellule che tipicamente passano dagli animali all'uomo. Ma forse c'è ancora altrettanto da imparare, altrettanto utile, il passaggio inverso, cioè di umanizzare per certi aspetti, di diventare la chimera dal punto di vista del topo, però. Un evento straordinario, per esempio, è stato alla fine degli anni '80 la generazione di un topi con un sistema immunitario completamente umanizzato. Perché, vi chiederete, uno deve fare questa cosa? Beh, l'uomo si ammala di AIDS, i topi no. E grazie alla disponibilità di topi con un sistema immunitario come quello umano, abbiamo potuto studiare i meccanismi, la successione di eventi di una malattia devastante come l'AIDS nel topo. E questo ha permesso oggi lo sviluppo di farmaci contro l'AIDS che de facto, almeno nel mondo occidentale, e solo purtroppo nel mondo occidentale, però salvano la vita di queste persone. Se non avessimo avuto un modello in cui poter studiare dove era la natura della malattia, quali erano le molecole coinvolte, come possiamo intervenire per fermarle, non avremmo potuto oggi avere una cura per quella malattia. Ovvio che potremmo andare ben oltre, potremmo pensare, e alcuni forse provocatoriamente l'hanno detto, di pensare di avere un topo con un cervello in parte umanizzato, con delle cellule umane, questo però apre una serie di dibattiti dal punto di vista etico, e mi permette di lanciare la palla o la patata al mio collega illustre Aldo Fasolo. Vi ringrazio.
Grazie, io credo che davvero questo contributo sia chiarificatore di tanti collegamenti che probabilmente non avremmo immaginato tra appunto l'idea di fare chimere e realizzare delle applicazioni in campo biomedico anche e quindi per esempio tutta la questione, il dibattito pubblico sulle cellule staminali ad esempio, vedete che ritorna in una via che magari forse non avevamo immaginato quando se ne è discusso pubblicamente, diciamo nei mesi scorsi, all'inizio di quest'anno in particolare. Ecco, quindi direi questo sono veramente, veramente un contributo di grande chiarificazione di concetti che sono poi quelli che servono appunto per orientare meglio la discussione. Ecco, in questa attività devo dire Aldo Fasolo si è sempre distinto e in una lunga carriera di ricercatore nelle neuroscienze è poi approdato anche alla stesura addirittura di un dizionario di biologia, di un grosso dizionario che effettivamente contiene tutto quello che serve oggi per capire e orientarsi. Ecco, e quindi a lui chiedo in particolare se può, siamo arrivati a questa idea della umanizzazione, se vogliamo, degli animali, ecco, che cosa questo ambito di ricerche ci dice nel campo proprio delle scienze e delle novità neurologiche. Grazie, buonasera a tutti. Io mi alzo in piedi perché se il professor Piccolo è piccolo io sono un nano e quindi sono obbligato a farmi vedere, almeno emergere da questo palco. Io avevo focalizzato il mio intervento proprio sul sistema nervoso e in qualche modo prima un inquadramento di alcune parole legate a chimere, usando però un'accezione un pochino più stretta, cioè non è quella mitologica di animali di fantasia, ma il concetto della fusione di specie diverse, perché può essere qualcosa che riprende quello che ha detto il professor Piccolo, e probabilmente ci saranno anche delle ripetizioni, ma speriamo che non confondano le idee ulteriormente, perché già sono confuse nel me, naturalmente, quanto piuttosto per in qualche modo arrivare a questo discorso del sistema nervoso che sicuramente è molto critico. Abbiamo già visto, e queste sono delle immagini che dimostrano la presenza nella mitologia, ne ho una quantità enorme di altre immagini selezionate, di forme mostruose, di animali diversi, la chimera di Arezzo, ma anche una chimera cinese, ad esempio, a indicare che probabilmente sono nate indipendentemente all'interno di due grembi culturali diversi. E poi ancora nel nostro Rinascimento, Aldrovandi, ma come uno degli infiniti esempi di come si possano immaginare, prendendo anche dei libri preziosi, addirittura al limite della bibliofilia maniacale, questi disegni proprio in cui l'uomo, almeno in due casi, compare come una delle parti che compone la chimera. Quindi qualcosa che sta nella cultura anche poi medica, ma solo più di recente, e il professor Piccolo ha già accentuato come probabilmente una delle forme proprio iniziali di costruire delle chimere, proprio coinvolgendo l'uomo, che è il modello sperimentale più diffuso da sempre per quanto riguarda la sperimentazione biomedica, è quello proprio degli xenotrapianti, cioè dei trapianti che derivano, e c'erano anche nella scheda presente sul sito, da una specie diversa e che quindi devono essere in qualche modo introdotti in modo compatibile nell'organismo ricevente. E l'esempio che era stato già citato è quello proprio di xenotrapianti, che però vorrei approfondire un secondo. La figura è forse troppo piccola, ma spero che la possa mimare meglio con le mie parole, è quella cioè di utilizzare per un impiego biotecnologico ormai diffusissimo, e quello cioè di creare delle valvole cardiache che sono una tessitura fra materiale organico e materiali inorganici ad alta resistenza e ad alta prestazione, e cioè dei tessuti veri e propri, quindi non solo biologici, ma dei tessuti diciamo artificiali, usare delle valvole cardiache di maiale, cosa che pone il problema che ha ben già presentato il professor Piccolo della compatibilità, anche se è una zona molto protetta, meno attaccabile che in altre zone del corpo, e quindi l'idea che ha portato questi maialini già
diciamo, brevettati, fra virgolette, anche se non è vero che siano stati veramente brevettati 4 anni fa, cioè di ammaialini che in realtà forniscono dei materiali che sono compatibili con la specie umana, che è il ricevente, che è stato fatto all'IPL dove hanno fatto anche Dolly, che permette la compatibilità di trapianto di questi materiali. Avendo però a monte un animale che è stato clonato dopo essere stato transgenizzato, come ha ben spiegato il professor Piccolo, e che quindi permette di avere una sorgente quasi infinita, se gli animali si riproducono in un normale allevamento, di materiale da trapianto, con tutto quello che può essere utile per la salute e con tutte le problematiche etiche ed economiche che sono state sollevate e che continuamente vengono rinnovate. Ma io volevo un po' andare a una cosa più tecnica, biologica, sperimentale, più alla buona o forse non alla buona, nel senso che è quello che si fa nei laboratori anche piccoli, con investimenti talvolta anche limitati, e quindi quello che vedrete è quello che probabilmente uno che farà biologia o farà medicina o farà biotecnologia avrà occasione di sperimentare fra pochissimo tempo, avendone in qualche modo, diciamo, conoscenza di merito, ma spero anche motivazione e capacità di discernere i problemi veri da quelli non veri che la ricerca sperimentale impone. E quello cioè proprio di lavorare per esempio sugli embrioni. E allora l'embriologia, lo studio degli embrioni, già da moltissimi anni ha cominciato a fare degli esperimenti molto divertenti, ad esempio quelli di parabiosi, cioè mettere assieme 2 embrioni, in questo caso erano 2 embrioni di pollo, e vedere come scambiavano messaggi per un certo periodo di crescita. Non si arrivava ovviamente ad avere degli animali alla schiusa, perché la cosa non si realizzava, ma per esempio si studiava come si formavano l'apparato genitale e come venivano colonizzate l'apparato genitale se i due embrioni erano di sesso diverso, ad esempio. Argomento che ha portato delle conoscenze di valore incredibile proprio anche per l'applicazione medica, pur usando il pollo o usando una rana o una rana sudafricana. Altre cose già messe a punto, delle tecniche già messe a punto all'inizio degli anni 60, il primo è stato Tarkovsky, mi sembra, nel 1961, è stato quello di fondere degli embrioni precoci di mammiferi e ottenere, come in questo caso vedete, delle chimere in cui, come sempre, c'è l'uso del riferimento del colore del pelo e quindi della base genetica, permette di vedere come questi animali che hanno questi peli marezzati siano portatori di geni che probabilmente che derivano da 2 embrioni, ciascuno con la sua caratteristica genetica, che messa assieme fa questa specie di ibrido chimera molto particolare. Queste tecniche sono state straordinariamente importanti, sono state un po' dimenticate dalla biologia molecolare, quando ha cominciato a usare le tecniche di transgenesi di cui parlava Stefano Piccolo, ma sicuramente sono state di grande utilità ad orientare la nostra ricerca e le nostre conoscenze. E oggi, usando dei marcatori genetici, si possono arrivare ad avere degli animali che invece che avere il semplice colore del pelo possono dimostrare parti del corpo, anche profonde, oltre che del pelo, che dimostrano l'origine da un embrione piuttosto che da un altro, e avere delle conoscenze di straordinario interesse. In questo stesso campo, prima che si arrivasse alla vera clonazione di cui ha accennato Stefano Piccolo, c'è stata quella che è stata chiamata la procreatica, una branca di sperimentazione sulla procreazione degli animali, di interesse fra l'altro zootecnico in gran parte, in cui questo danese Stig Willadsen riuscì a fare delle clonazioni soi-disant, piuttosto preliminari di bovini, e poi a fondere degli embrioni di 2 specie diverse, e un lavoro pubblicato sulla rivista Primaria, garantendo la serietà scientifica, riporta un caso di una pecora capra, cioè della fusione fra 2 embrioni, una di pecora e una di capra. Non aspettatevi la chimera come nella mitologia, ma sicuramente dei risultati che sono stati considerati molto interessanti, ma lasciati cadere perché nel frattempo stavano comparendo delle nuove tecniche, e chissà che prossimamente non tornino alla ribalta.
Per parlare di questi temi, a me piacciono i libri, ha scritto molto bene, fra gli altri, Roberto Marchesini, proprio un libro che si chiama La fabbrica delle chimere, che è molto ricco di spunti, e un altro bel libro è di una grande embriologa, Nicole Ledouaren, una delle più note embriologhe, studiose dello sviluppo del sistema nervoso. Stiamo arrivando sul sistema nervoso, sto andando per giri in discesa sull'oggetto del nostro discorso, che ha proprio scritto qualche anno fa Chimere, cloni e geni, in cui però il punto forte è quella sua applicazione di una tecnica che lei non mise a punto, ma che perfezionò in modo straordinario, è quella cioè delle chimere pollo-quaglia, e cioè prendere del materiale di embrioni di quaglia a vari stadi e trapiantarli degli embrioni di pollo in luoghi diversi, in stadi di sviluppo diverso, e studiare come le cellule di quaglia, che si riconoscevano con dei marcatori molto semplici, la presenza di come era messa la cromatina, cioè il materiale dentro il nucleo, e permetteva di riconoscerli, si integravano nel nuovo individuo fin quando arrivava a diventare un uccello adulto, sapendo che la quaglia era sempre il donatore e il pollo era sempre il ricevente, che quindi noi avremmo visto dei polli chimerici, nel senso stretto del termine, perché derivanti da materiali di due organismi diversi, pollo e quaglia. Gli studi straordinari che ha fatto questa signora, che sicuramente è una delle più importanti studiose degli ultimi decenni del Novecento per quanto riguarda la neuroembriologia, è studiare delle cellule speciali che si formano vicino a quello che sarà il futuro tessuto nervoso centrale, ma che migrano a colonizzare tutto il corpo. E quindi, usando una strategia ingegnosa e nello stesso tempo semplice, capire come si riorganizzavano queste cellule durante lo sviluppo embrionale. Quindi, come voi capite, non era l'uso di chimere per vedere, per divertirsi a fare degli uccelli mostruosi, ma era l'uso delle tecniche di embriologia disponibile 20, 25, 30 anni fa, per capire come si costruisce il corpo e come le cellule assumono le loro competenze, come si dice, si differenziano, diventano cellule che danno il pigmento, la colorazione della pelle, oppure cellule dei gangli nervosi periferici. E anche qui, per usare sempre dei marcatori, si usavano dei colori particolari del piumaggio della quaglia, che ci fa riconoscere, le frecce gialle sono state messe apposta, la parte di quaglia in questi polletti, oppure in questi pulcini, oppure ancora in questo uccello adulto. Quindi a far vedere che questa è una chimera vera, è una chimera con parti rilevanti della quaglia in alcuni casi, non sempre, e che in qualche modo è una chimera che ci illustra come il corpo si organizza e come si organizza il tessuto nervoso, che in molti casi è fatto da cellule che si spostano da sole e quindi non hanno facilmente la possibilità di essere investigati in altro modo. E quindi noi abbiamo iniziato un tema affascinantissimo, che da questo è nato, di studiare le cosiddette chimere nervose. Allora, un allievo che si chiama Balaban, io ho fatto un piccolo dossier con dei lavori originali che mi spiace, questo è un tema più al confine, che quindi non ha la divulgazione da manuale, ma si trovano all'interno degli articoli specifici, e chi si accosta alla scienza deve anche capire che ci sono dei passaggi che passano attraverso articoli difficili, una via non faticosa, molto interessante, ma certo che di costruzione, di apprendistato alla scienza. Ebbene, questo Balaban ha cominciato a fare una cosa che anche qui inizialmente sembra mostruosa, che invece mostruosa non è. Sempre con la tecnica quaglia-pollo, non prendere delle cellule e trapiantarle in stadi molto precoci, ma prendere pezzi del tessuto nervoso centrale, del cervello, della quaglia, ma pezzi discreti, cioè pezzettini, proprio dei cubetti, e inserirli nell'embrione di pollo. Qual era il suo scopo? Non più è solo quello di studiare come le cellule assumivano le nuove competenze, si differenziavano, ma capire come nascevano i comportamenti.
Quindi dice: professor Danilo Mainardi qui che prego di perdonarmi, ma spero di raccontare bene questo in una battuta, quello che c'è qui scritto. Cioè lui è riuscito, ed è un dato molto interessante, anche piuttosto sconcertante, a trapiantare non solo dei pezzi di cervello, di quaglia nel pollo e farli attecchire, ma a trapiantare dei pezzi di comportamento. Mi intendo, e qui mi spiace non c'è la diapositiva, ma né io posso imitare la quaglia o il pollo, anche se mi piacerebbe farlo, ma per essere più diretto. Però il punto è questo. Noi sappiamo che ci sono dei richiami che sono diversi nel pollo rispetto alla quaglia per il riconoscimento della madre, ad esempio. Sono dei canti. Allora, il trapianto di un pezzo di quaglia piccolo nel cervello del pollo faceva vedere che il pollo, il pulcino, il polletto, forse meglio dirlo il polletto, quindi non il pulcino piccolissimo, in alcuni casi, molto frequentemente, seguiva un richiamo di quaglia e non un richiamo del pollo. E quindi come se un piccolo pezzettino, un tassellino in un cervello complessissimo, non solo si fosse integrato, ma avesse dato delle preferenze acustiche al richiamo materno, ma che non è il richiamo materno del pollo, è il richiamo materno della quaglia, facendo un percorso a ritroso sulla parte trapiantata. È un argomento di grande di delicatezza, ma è un argomento sicuramente interessante. Adesso andiamo a quello che era la promessa e questo già solleva delle domande, immagino. Adesso passiamo un passettino più avanti. Le promesse che ha fatto Stefano Piccolo sull'uso applicativo. E allora qui abbiamo un primo esempio. Usando cellule di mammifero, staminali di mammifero, e dell'uccello come ricevente, quindi un esperimento effettivamente molto transspecifico, ma anche transclasse, quindi molto lontano. Questi autori, che non riuscirete probabilmente a leggere, ma che prometto che sul CD e sul materiale si leggeranno molto meglio, sono anche citati, credo, in bibliografia, hanno potuto dimostrare che cellule di topo si integravano dopo un trattamento adeguato, quindi con dei trattamenti di fattori che le istruivano a diventare qualcosa, imparavano a diventare cellule nervose che controllano i muscoli, motoneuroni. E poi, trapiantate nel midollo spinale di un uccello, diventavano motoneuroni che comandavano i muscoli dell'uccello. Quindi si era imparato a fare dei trapianti fra specie diverse, uno xenotrapianto, e inserire delle cellule che erano state addestrate a diventare cellule nervose con certe proprietà piuttosto che con altre proprietà. E questo è un esperimento di grandissima eleganza e di grandissimo interesse. Ma naturalmente il passo più grosso è quello di lavorare sui mammiferi e sull'uomo, perché come è ovvio la promessa di tutti questi esperimenti sono in parte più conoscenze, in parte anche lavoro per i biologi bravi, ma sicuramente un'applicabilità e una trasferibilità alla medicina preventiva o riparativa. E allora il problema diventa, focalizzandoci sui mammiferi, il trapianto di cellule staminali. E quindi adesso vi farò vedere ci sono dei titoli, solo per dire quello che è possibile fare. È dimostrato che è possibile effettivamente, per esempio, trapiantare delle cellule umane, fetali, e nel cervello di ratti sviluppare delle cellule di sostegno, i famosi astrociti, cellule gliali, ma anche cellule nervose. Quindi abbiamo un modello sperimentale nel quale non vogliamo fare un ratto umano, e questo sia chiaro, ma vogliamo capire su un sistema controllato e conosciuto come le cellule introdotte ancora capaci di fare quasi tutto diventino capaci di fare glia o cellule nervose e integrarsi nel tessuto ospite. E non è applicazione, ma è preapplicazione. E sicuramente come preapplicazione quello fatto da questa bella signora che ha fatto il dottorato 2 anni fa presso il gruppo di Björklund in Svezia, che
cerca effettivamente di intervenire su delle malattie neurodegenerative come il Parkinson, dove loro sono stati fra i primi ad applicare queste tecniche. Ormai sono in tanti che ne parlano, fanno esperimenti. Gli esperimenti, come sempre, hanno del pro e del contro e quindi non c'è nessuno che sia la panacea, se no saremmo in fase, invece che stenderci le rughe, come facciamo già con le biotecnologie cosmetiche, ci potremmo iniettare delle cellule staminali e diventare più belli e più furbi e più alti, io spero, e con più capelli, che sarebbe la cosa più semplice dal punto di vista anche cosmetico, ma certamente ognuno porta un pezzettino a una conoscenza che come un mosaico si costruisce per parti che vengono acquisite, parti che proprio perché nel metodo scientifico vengono discusse, portano a nuovi e creativi esperimenti. E quindi, con questo praticamente ho finito, siamo arrivati al momento in cui ci sono delle promesse sperimentali usando cellule umane inserite in animali sperimentali di poter ricostruire dei circuiti di controllo motorio. E quindi, come voi capite, andare verso una terapia mirata, riparativa, di malattie neurodegenerative che interessino a base genetica oppure di malattie degenerative derivanti da traumi e dai postumi di traumi di vario tipo. E questi dati sono effettivamente molto incoraggianti, nel senso che noi stiamo cominciando ad imparare ad educare le cellule a scegliere un loro destino, e stiamo imparando a metterle e a farle integrare, perché una cosa è metterle nel cervello e una cosa è farle funzionare correttamente nel cervello. Ci sono ovviamente stati tanti tentativi. Se io avessi dovuto fare tutta la rassegna avrei parlato per ore, uccidendo voi, ma me prima di tutto. Sicuramente una delle tecniche che ha avuto un successo qualche anno fa e un ritorno e uno scadimento recente è quello di usare cellule del maiale. Anche di nuovo il maiale generoso, come si dice non si butta via nulla, in questo caso del maiale sarebbero state utilizzate delle cellule per dei ripari, ad esempio in malattie di morbo di Parkinson. Gli svedesi e alcuni gruppi in altri paesi hanno provato a mettere cellule di maiale in pazienti umani con Parkinson che avevano dato la loro disponibilità a questo intervento. I risultati sono molto interlocutori e sono stati lasciati cadere. Oggi c'è però un'azienda, e probabilmente non è l'unica, ma un'azienda relativamente seria, che sta cominciando in Nuova Zelanda la sperimentazione preclinica, però già su soggetti da primati a soggetti umani, usando delle cellule del tessuto nervoso, ma non cellule nervose, cellule di quei rivestimenti delle cavità del cervello, che vengono inserite in sorta di piccole palline e poi messe, in questo caso finora in modelli sperimentali, ma presto sarà fatto nell'uomo, per agire come un distributore locale di un fattore di crescita. Cioè, mi spiego, le cellule vengono rese compatibili col cervello umano, vengono inserite, non ricostruiscono i collegamenti, ma agiscono come fosse una continua sorgente interna di un fattore che fa crescere le cellule nervose o le protegge dalla morte cellulare. E questa quindi sarebbe una strategia per curare per esempio la malattia, il morbo di Huntington, che comunque interessa 1 su 10.000 esseri umani e quindi non è un morbo diciamo di non interesse, e quindi agire come un sistema di riparo. Quindi, come io ho cercato di dire, queste ricerche non sono arrivate a dei risultati ancora da poter essere venduti. E c'è sicuramente anche un po' di promising science, cioè di scienza che promette, per poter andare avanti, e certe volte promette più di quanto non possa mantenere. Ma nello stesso tempo io sono fermamente convinto che attraverso un saggio lavoro sperimentale e un'attenzione ai problemi etici e medici dell'uso delle chimere, sia che si usino animali di laboratorio comuni, sia ancora di più se si usano dei primati
e quindi con tutti gli altri problemi legati a questi nostri cugini, che sempre più diventano cugini vicini alla specie umana, dopo gli ultimi studi sul genoma dello scimpanzé di un paio di mesi fa, ci faranno arrivare, io non prometto alla cura delle malattie più gravi o dei traumi più drammatici, ma sicuramente a realizzare quello che il Christopher Reeve, Superman, che è morto un paio di anni fa, sperava, di riuscire ad avere almeno una qualità della vita più accettabile attraverso un approccio biologico mirato e non puramente a base empirica. E perché sia mirato dobbiamo conoscere la biologia, conoscere la medicina e avere chiare tutte le problematiche etiche e filosofiche che ci stanno dietro. E come sempre io voglio usarla non come chiusura in pessimismo, perché il mio è un messaggio che vuole essere totalmente positivo, ma con cautela, con le cautele del caso. Qui faccio vedere il manifesto di un film di qualche anno fa, dell'Isola del dottor Moreau, che in realtà è un romanzo bellissimo di Wells della fine dell'Ottocento, di animali umanizzati. Ebbene, noi non dobbiamo pensare che il nostro scopo è di umanizzare animali, nessuno scienziato serio ci pensa né ci penserà nei prossimi 50 anni, quindi è al di fuori di quello che poi saranno le mie valutazioni successive, io mi voglio dare lunga vita, come ben capite, ma sicuramente dovremo tenere presente che certe volte diciamo, la rappresentazione artistica identifica dei problemi o dei punti dolenti, il che non significa che con questo non ci siano che non ci siano delle soluzioni, ma almeno prepariamoci a queste soluzioni. E dato che a me sembra carino ricordare un artista cinese-americano che credo abbia esposto alcune cose, si chiama Daniel Lee, ha esposto delle cose alla Biennale di Venezia nel 2003, quindi giochiamo in casa, attraverso queste interessanti mescolanze di buddismo, di rappresentazione grafica, di fotografia creativa, ci dice che probabilmente è un lato oscuro della nostra fantasia, quello della chimera, ma è un lato che la scienza deve comunque avere il coraggio di affrontare come si potrebbe dire, in coscienza e in sapienza. E ricordarvi che, come diceva Primo Levi, la migliore fantascienza è la scienza.